Il mio vicino di casa ha detto che sembravano dei caprioli, perché hanno saltato il cancello automatico del loro garage, hanno fatto un salto di 2,5 metri e in più hanno saltato un cancello di 1,70 m con una mano. Sono entrati verso le 18:30, convinti probabilmente che in casa non ci fosse nessuno. È successo a Marostica, in via Ponte Quarello. Sono entrati da quella rete e hanno praticamente forzato il serramento della cucina e in più hanno bucato il serramento perché forzando il serramento probabilmente non ci sono riusciti. Mio figlio era all'interno dell'abitazione che ho ricevuto una sua chiamata dicendomi mamma dove sei, mamma dove sei? In quel momento io ho realizzato che c'era qualcosa che non andava perché appunto mio figlio non mi chiama mai con una voce così rotta. Gli ho detto guarda io sono nel parcheggio, in quel mentre vedo un'ombra che scavalca la recinzione. Lorella si è precipitata in casa ma i ladri erano già scappati e il figlio 25enne gli ha subito raccontato tutto. Mio figlio era veramente molto scosso, è sceso con una mazza da golf pronto per colpire chi c'era dentro in casa perché aveva capito che non ero io che faceva rumore. Ha sentito appunto il cassetto delle posate ad aprirsi, hanno preso appunto 2 coltelli, probabilmente li hanno presi perché appunto per minacciare mio figlio perché avevano sentito che in casa c'era qualcuno. Una lama da 20 e una da 24 centimetri, coltelli che poi hanno portato con sé nella fuga. Per fortuna non hanno rubato niente, ma resta la paura. Un grande spavento, ti senti non tutelata, ti senti violata della tua privacy, della tua abitazione, ti senti minacciata perché a questo punto realizzando dopo cosa poteva succedere